La procura apre un'inchiesta e il prefetto avoca a sé tutte le operazioni di coordinamento. All'indomani della frana che a mezzogiorno di ieri ha sconvolto il quartiere residenziale del Viale della Vittoria ad Agrigento, qualcosa si muove, a cominciare dalla decisione del procuratore capo Renato Di Natale di aprire un'inchiesta su quello che per molti è stato un crollo annunciato, quello del costone roccioso che sovrasta i due palazzi gemelli del Viale, una frana preceduta da un grosso broato che ha allarmato passanti, residenti e avventori di diversi negozi. Grossi pezzi di tufa e terra che si sono staccati, piombando al primo e al secondo piano dell'edificio. Il bilancio è di 2 feriti, di 63 famiglie sgomberate e di diverse attività commerciali e professionali al momento sospese. Un crollo annunciato, come dicevamo. Questa è una disgrazia che capita fra capo e collo, non dico inaspettatamente, perché ora parlando con dei tecnici e certi inquilini del palazzo che sono ingegneri, medici, avvocati, già questo costone dietro il palazzo presentava delle incrinature da più di 2 anni e mezzo. Per il momento è inagibile, abbiamo fatto sgomberare anche la palazzina a sinistra e a destra, stiamo finendo di fare i rilievi, nel frattempo abbiamo fatto intercettare la conduttura del gas, la fornitura e la corrente elettrica ancora momentaneamente disattivata. Da parte sua il prefetto Nicola Diomeda ha subito attivato l'unità di crisi per monitorare la situazione e per dare assistenza alle famiglie sgomberate che hanno trascorso la prima notte fuori casa. Confermo che ci sono state nel tempo diverse puntuali segnalazioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, indirizzate tanto al Comune di Agrigento quanto alla Prefettura. E sono state seguite queste segnalazioni. C'è comunque da lavorare per prevenire il possibile verificarsi ancora di episodi di questo genere. Ho fatto un sopralluogo accompagnato dal comandante dei Vigili del Fuoco all'interno dell'abitazione, abbiamo visto gli appartamenti, purtroppo camere da letto, cucine inondate da questa massa di fango.